Per cominciare a conoscere un posto nuovo bisogna capire da dove si entra, dottoressa. Allora ci racconta come si accede alla casa di comunità? Sì, buongiorno a tutti, qui ci troviamo in via Bersaglio 2, questo è l'ingresso aperto 24 ore su 24, si accede liberamente suonando un citofono o negli orari di apertura della continuità assistenziale telefonando al numero telefonico. La struttura di via San Valentino rimane aperta nei suoi orari canonici dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì, dall'ingresso di via San Valentino. Una volta che abbiamo fatto l'accesso arriviamo al primo piano, ala B. Che tipo di sintomi possono essere trattati qui dentro? Allora, qui possono accedere tutti i pazienti che hanno delle necessità cliniche, dei sintomi per i quali si rivolgerebbero al proprio medico di medicina generale. Quindi tutte situazioni per le quali pensiamo oltre a sintomatologie lieve, malanni di stagione, ma anche rinnovo di prescrizioni terapeutiche, certificazione di malattia, diciamo cose di questo tipo, piccole ferite, insomma piccole medicazioni. Quando invece non si deve venire qui? Ecco, questa non è una struttura organizzata o adatta a gestire l'urgenza e l'emergenza. In caso di dolore toracico, sintomi neurologici, diciamo alterazioni del volto, mal di testa importanti, traumi importanti, il percorso corretto è sempre chiamare il 112 o se si riesce, insomma, rivolgersi al pronto soccorso. Nell'orario diurno si accede qui? Sì, ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, è aperto l'ambulatorio cure primarie per condizioni cliniche non differibili, al quale si può accedere direttamente suonando al citofono. Invece la notte si va più avanti qui? Sì, di notte abbiamo trasferito qui il servizio di continuità assistenziale, per cui dalle 20 alle 8 ogni notte e i festivi in questa sede trova anche proprio luogo il servizio di continuità assistenziale, per capirlo la vecchia guardia medica che si è trasferito dal Gervasutta. Bisogna telefonare, viene fatta una valutazione medica che può discriminare se sono sufficienti dei consigli telefonici, se è necessaria una visita ambulatoriale o se il paziente è in condizioni tali da non potersi muovere, vengono garantite anche le visite domiciliari. Le persone hanno capito, noi vediamo dei flussi di utenza elevati quando gli ambulatori dei medici di medicina generale sono chiusi. Arriviamo tra i due servizi insieme in circa il centinaio di persone che vengono visitate ambulatorialmente. Durante la settimana, quando gli ambulatori dei medici di medicina generale sono aperti e disponibili, abbiamo in questo momento un flusso di utenza più basso. Siamo anche in attesa comunque di una campagna informativa regionale che spiegherà, diciamo, in maniera più ampia le finalità del servizio e la presenza, ecco qua.